Annulliamo la votazione e diamo la parola a una brevissima dichiarazione di voto. Siete sotto di un quarto d'ora. Prego. Grazie signor Presidente, sarò veramente succinto. Per me è molto interessante osservare come si stanno svolgendo queste dichiarazioni considerando la materia di questi due articoli, gli articoli 10 e 11 della legge di delegazione europea, che riguardano degli argomenti piuttosto importanti. Le lugubri sigle che li contraddistinguono sono BRRD, CRD, CRR, SRM, sostanzialmente quello che va sotto il nome di pacchetto bancario, ed è quando vedo come stiamo analizzando qui in aula queste disposizioni che capisco come è stato possibile che, per esempio, sempre in quest'Aula si sia approvata con una grande leggerezza da parte dell'attuale maggioranza, peraltro, si siano approvate normative come quelle del bail-in. Poi naturalmente è chiaro che esiste una saggezza della storia e su quel bail-in il PD si è fatto del male e si sta facendo del male su altre cose. Io per esempio ho qua sotto gli occhi un meraviglioso titolo del dicembre 2018 in cui l'attuale ministro Gualtieri ci diceva che sui non performing loans in Europa era stato approvato un testo equilibrato. Quel testo equilibrato conteneva il famigerato calendar provisioning, che è quello che oggi per esempio il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, definisce una bomba e che fa preoccupare perfino il dottor Visco, governatore di Banca d'Italia, di cui all'epoca però non si rinvengono particolari opposizioni. Allora qui, per quel che riguarda in particolare l'articolo 10 e l'emendamento 10.10, contiene alla lettera G bis del nostro emendamento c'è una norma che è particolarmente importante, perché riguarda il tema del principio di proporzionalità che, diciamo così, senza entrare in dettagli tecnici inutili, riguarda il come non farci troppo del male nel recepire le normative europee. Quello che noi chiediamo è che non ci si avvalga della facoltà prevista dalla lettera B del punto 145 dell'articolo 2 del regolamento 575/2013, eccetera, eccetera, cioè in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso. Cioè richiediamo che non venga abbassata la soglia al di sotto della quale una banca è considerata un ente piccolo e non complesso. Questo perché? Perché intendiamo tutelare, secondo la linea politica che è sempre stata quella del nostro partito e che ha sempre trovato l'opposizione, in particolare della vigilanza nazionale e anche dell'attuale maggioranza, intendiamo tutelare il credito territoriale, intendiamo tutelare le piccole banche rispetto a un aumento di costi, per esempio di compliance, che inevitabilmente incomberebbero su di loro se si decidesse di considerare piccola una banca con un capitale inferiore ai 5 miliardi di euro. Qui c'è un tema che è il tema fondamentalmente del gold plating. Gli altri Paesi non si avvarranno di questa possibilità di abbassare la soglia, quindi è assolutamente importante che anche noi chiediamo al legislatore delegato di non avvalersi della possibilità di abbassare questa soglia, altrimenti, come al solito, andremo a competere in Europa con un braccio legato dietro la schiena. Allora, per aver detto queste parole di saggezza, anche in altre circostanze, anche durante l'approvazione della BRRD nella prima versione, economisti della Lega sono stati qualificati di antieuropei, di fare critica costruttiva, ostruzionistica. Stiamo semplicemente chiedendo cautela. E esattamente come accadde qualche anno fa al presidente Borghi di rivolgersi all'allora presidente del Consiglio Letta dicendo «non avete capito che cosa state facendo, vi correranno dietro con i forconi e tiferò per gli inseguitori», ed esattamente come noi ci siamo opposti per esempio al calendar provisioning così come veniva magnificato da Gualtieri, qui chiediamo di fare attenzione e se la storia ci ha dato ragione 2 volte, temo che ci darà ragione anche la terza volta. Auguri a questa maggioranza. Grazie senatore Bagnai. Mi perdoni, chiedo di intervenire in dichiarazione di voto.
non la annoierò a lungo, questa cosa annoia anche me, cercherò di farla il più noiosa possibile in modo che la maggioranza non si accorga di quello che sto per dire, perché altrimenti sosterrebbe il nostro emendamento. Quindi spero che si distragga e intanto dico di che cosa si tratta qui. Qui si tratta appunto specificamente di modificare la BRRD, che è la direttiva sulla risoluzione e i salvataggi bancari. Salvataggi bancari in Italia si chiamano Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, tanto per capire di che cosa stiamo parlando e per ricordarlo ai nostri colleghi, affettuosamente ai nostri colleghi di maggioranza. Allora, qual è lo specifico senso dell'intervento emendativo? Non mi diffondo, ci sono due punti, mi limito a ricordare il primo, in modo che così ne rimanga traccia sul fatto che costruiamo capitale politico così da Cassandre. Allora, qui succede che si sta parlando della risoluzione bancaria e quindi del potere di sospendere taluni obblighi, in particolare del potere di sospendere gli obblighi di pagamento. Noi chiediamo che non venga esteso il potere di sospensione ai depositi ammissibili, in particolare che si introduca una clausola di salvaguardia che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti, cioè nel caso in cui si debba andare a una risoluzione bancaria. Ora, vorrei dire questo, peraltro, al netto della concentrazione o della distrazione scusabile a quest'ora dei colleghi, qui c'è un tema che mi sembra dovrebbe essere evidente a tutti, ma forse non lo è, forse mi sbaglio, lo sottopongo. Allora, voglio ricordare che quando venne applicato il bail-in in Italia a fine 2015, causando quel bagno di sangue che tutti ricordiamo, il bail-in, leggi BRRD, leggi roba di cui stiamo parlando oggi, tanto per essere chiari, il bagno di sangue fu un crollo del 60% del comparto azionario in borsa, fu tutto quello che sappiamo in termini di danni a risparmiatori e piccoli investitori. Non era stata percepita la pericolosità dell'intervento legislativo che ci si accingeva a fare. Allora, in questo caso stiamo parlando di anni dopo, nel 2018, l'Autorità Bancaria Europea, l'EBA, intervenne dicendo beh sì, effettivamente la BRRD è un po' destabilizzante dal punto di vista finanziario. Cioè, in altre parole, l'Italia era stata usata come cavia, il bail-in era stato applicato a casa nostra, a casa loro si disponevano risolutamente a non applicarlo. Del resto, gli sviluppi recenti in materia di bad bank europea a che cosa ci suggeriscono? Che lì ci si accinge a salvare le banche con i soldi pubblici. Ora, a me non sembra però che la lezione sia stata pienamente compresa, perché il semplice fatto che noi dobbiamo disporre un emendamento di questo tipo, che adesso la maggioranza boccerà, fa capire che la natura destabilizzante della normativa europea in materia di risoluzione e salvataggi bancari non è stata pienamente compresa dallo stesso legislatore europeo e quindi ci aspettiamo altre copiose lacrime di coccodrillo dopo l'altro inevitabile incidente. Ci resterà la soddisfazione di averlo detto e voglio sperare che a lungo andare gli elettori si rendano conto che l'unica colpa degli economisti e in generale dei parlamentari della Lega non è non voler bene alla mamma, non voler bene a mamma Europa, ma è semplicemente capire un pochino prima quello che gli altri capiscono un pochino dopo. Grazie Presidente.